Sacchetto nero in testa nel silenzio del flash mob mattutino che risuona nel canto e nelle note interrotti più di un anno fa all'Auditorium Lipiello di Via Ciardi a Mestre, bloccando il lavoro, l'attività e il reddito di tanti musicisti, attori, insegnanti e professionisti che gli attivisti delle associazioni cittadine hanno apostrofato così. Suicidio di massa, ripetono in modo macabro, ricordando, laccia al collo, il volto di una città impoverita anche della sua cultura, lanciando di fatto idee e proposte concrete ai candidati sindaci. Per vedere attirare qualche voto sicuramente, ma io credo che dovrebbe essere una cosa che va oltre il candidato, nel senso che non può essere venduto l'idea di un auditorium. L'auditorium è un servizio che deve essere dato ai cittadini, a prescindere dal candidato o dal futuro sindaco. Per chiedere che gli spazi del pensiero rimangano aperti, questo è il nostro auspicio. Ridiamo spazio al pensiero, ovvero riapriamo gli spazi chiusi e non si sa per quale motivo della città di Mestre. L'iniziativa parte da qui, da via Cipressina. Purtroppo però, Teatro della Bissuola lasciato a metà. La proposta dell'attore Roberto Milani di fare il teatro sotto le mura in via Spalti, che non ha avuto risposta. Questa, il TPM e i padiglioni dell'ex Umberto I sono 5 casi che dimostrano che la città vorrebbe, ma non c'è una risposta positiva a questa domanda di cultura e di partecipazione.